Seconda corsa, prova del Challenge Italia-Usa, sono in 7 dietro le ali dell'autostart, non corre con il numero 3 Fringuella Jet. Macchina che inizia a muoversi, all'1 Fanny Guy TC, Michela Rossi, 2 Fermellino, Giuseppe Rizzo, 4 Fox Matley, Giovanni Ghirardini, 5 First Lady Man, Francesca Consoli, 6 Fiordiligi, Paul Minore, 7 Farid Arab, Joe Faraldo, 8 Fenice Matto, Alan Schwartz. Autostart che inizia a prendere velocità. Raccoglie i concorrenti, la favorita è il numero 6 di Fiordiligi, che parte con il numero esterno dello schieramento, macchina che accelera. Piano Fanny Guy TC. Partiti. Sono veloci First Lady Man e Fiordiligi, con Fiordiligi che prova a passare, si difende però First Lady Man che rientra all'avversario. All'imbocco della prima piegata al comando First Lady Man nei confronti di Fiordiligi. In terza posizione rimane Fermellino che precede Fox Matley all'esterno, c'è Fenice Matto, poi ancora Fanny Guy TC alla retroguardia Farid Arab 200 metri in 14,6. Sulla retta opposta alle tribune First Lady Man ha preso con decisione l'iniziativa, intenzionata a correre davanti, Fiordiligi si adegua in seconda posizione. Ad intervallo in terza c'è Fermellino, mentre risale allo scoperto Fenice Matto che raggiunge l'avversario in terza posizione. Poi Fox Matley, ancora Fanny Guy TC alla retroguardia Farida Rab. 600 metri iniziali passati in 45,6, passaggio davanti alle tribune con leader First Lady Man nei confronti di Fiordiligi. Avanza sempre a largo Fenice Matto, in corda Fermellino, poi Fox Matley e gli altri. 800 meters left to go, and the leader is First Lady Man. Fiordiligi is in second. Alan Schwartz on the outside with Fenice Matto in third. Down towards the inside is Fermellino, who's racing along in fourth. Second over with cover is Fox Butley. Then down towards the inside is Farida Robb and Funny Guy TC. Trails the field going to 400 meters. And here's Paul Midori with Fiordiligi. Fiordiligi pops the pocket as they start to round the far turn. Fox Butley caught 3 deep in between horses Fenice Matto. And then around the far turn is Farida Robb. It's still Fiordiligi. 200 meters left to go. Paul looks confident here as the field hits the top of the stretch. Fox Butley's all out in second as the field hits the top of the stretch. This one's all over. Fiordiligi and the favorites got it. The battle will be for place. All behind Fiordiligi. Tight for second between Fox Butley and Farida Robb. Fenice Matto checks in fourth.